Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Stupro di gruppo alla Villa Bellini di Catania, condannato a 12 anni e 8 mesi. Uno dei giovani accusati della violenza sessuale su una tredicenne. Gli altri 4 componenti del branco saranno giudicati con il rito ordinario. Roberta Siragusa, arsa viva dal fidanzato a Caccamo, aveva subito 33 aggressioni in un anno dal giovane che dopo averla uccisa si mise a giocare alla PlayStation. Ad Agrigento arrestato per tentato omicidio l'uomo che ha accoltellato la figlia con fendenti al braccio e all'addome. Gatto eroe salva una famiglia da un incendio in casa a Solarino nel Siracusano e poi muore. Siamo vivi grazie a Ray. A Catania apre la 4ª isola ecologica, un passo in avanti per la raccolta differenziata, sconto sulla Tari per chi conferisce nei centri di raccolta. La Sicilia si spopola anche per la mancanza di nuovi nati, abbiamo sentito le coppie che scelgono di non avere figli per problemi economici. Calcio, il Catania pronto al tour de force di 3 partite in 8 giorni. Domenica la sfida casalinga contro il Latina, per Toscano scelte obbligate a centrocampo. Bentrovati. Lo stupro di gruppo alla Villa Bellini di Catania, pesante condanna per l'egiziano maggiorenne ritenuto colpevole della violenza sessuale nei bagni pubblici. Il giovane dovrà scontare 12 anni e 8 mesi di reclusione, il PM ne aveva chiesto 14. Tonino De Mana. Arriva la prima condanna per lo stupro di Villa Bellini ed è una vera batosta per il giovane egiziano accusato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una tredicenne il 30 gennaio scorso nei bagni del giardino pubblico. In mattinata il PM aveva chiesto la condanna esemplare di 14 anni, poche ore dopo il gruppo Giuseppina Montuori ha inflitto 12 anni e 8 mesi di reclusione. In dibattimento l'imputato aveva rilasciato dichiarazioni spontanee parlando inizialmente in italiano e poi in arabo con la traduzione di un interprete, ma evidentemente la testimonianza non è riuscita a smontare le evidenze dell'accusa. Il giudice ha condannato l'imputato al pagamento di 50.000 euro come provvisionale ai genitori della minorenne e 20.000 euro alle parti civili, tra cui il fidanzato della vittima, oltre al pagamento delle spese processuali. Dopo aver scontato la pena, l'imputato per 2 anni non potrà avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori. Altri 4 maggiorenni sono a processo con rito ordinario davanti alla seconda sezione del Tribunale Penale di Catania, mentre 2 egiziani non maggiorenni sono invece a processo davanti ai giudici per i minorenni. Determinanti nelle 2 inchieste sono state le dichiarazioni della tredicenne e del suo all'epoca dei fatti fidanzato, che hanno denunciato la violenza e successivamente riconosciuto gli aggressori. L'omicidio di Roberta Siragusa, sono arrivate le motivazioni della sentenza che ha condannato all'ergastolo l'ex fidanzato. La giovane avrebbe subito 33 aggressioni in un anno. Orazio Longo. Secondo i giudici l'imputato era capace di intendere e di volere e nessuno degli elementi concilia con l'ipotesi difensiva della morte accidentale. E quanto emerge dalle motivazioni della sentenza della prima sezione della Corte di Cassazione, che lo scorso luglio ha condannato Pietro Monreale all'ergastolo per l'omicidio della 17enne Roberta Siragusa. Dalle chat estrapolate dal tecnico informatico, non dal cellulare della ragazza che non è stato mai trovato come i vestiti indossati dall'omicida, risulta che in un anno la giovane avrebbe subito 33 aggressioni. Lei ne parlava con un amico a cui mandava anche le foto dei segni sul corpo. L'omicidio è avvenuto a Caccamo, in provincia di Palermo, la notte tra il 23 e il 24 gennaio del 2021. La giovane è stata colpita al volto più volte dal ragazzo di 19 anni che faceva kickboxing. La Suprema Corte ha confermato la ricostruzione dell'accusa, che così dice: Roberta Siragusa, dopo essere stata colpita, è caduta al suolo sulla piazzola all'interno del complesso sportivo di Caccamo. Cosparsa di benzina, è stata deliberatamente arsa viva. La fiammata si è propagata con l'effetto miccia lungo uno scia di carburante che Monreale ha linearmente sversato al suolo. Dopo l'omicidio ed essersi liberato del corpo abbandonato in un dirupo, Monreale mandò un messaggio a un amico per giocare online alla PlayStation. L'imputato dovrà risarcire e pagare le spese processuali delle parti civili, tra cui la madre, il padre, il fratello e la nonna di Roberta.
È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio Gaspare Priolo, l'uomo di 71 anni che questa mattina ha con diversi fendenti colpito la figlia 35enne nell'abitazione del villaggio Peruzzo ad Agrigento. Davide Sardo. Gaspare Priolo è adesso piantonato in stato d'arresto all'ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento. La procura gli contesta il tentato omicidio della figlia, anche lei ricoverata con ferite alle braccia e all'addome, ma fuori pericolo di vita. Il padre, 71 anni, ex dipendente dell'azienda sanitaria, l'ha accoltellata più volte, ancora inspiegabilmente. Non è trapelato nulla sul movente, l'uomo verserebbe in precarie condizioni di salute. È accaduto all'alba alla periferia a sud di Agrigento, al villaggio Peruzzo tra il mare e la Valle dei Templi. La donna, Sara, operatrice olistica a Catania e appassionata di musica, è stata sorpresa a letto. È riuscita a scappare, a bussare ai vicini di casa, macchiando di sangue il pavimento ovunque. È stata trovata a terra, sanguinante. Anche il padre, disteso con una ferita alla testa, è stato preda di un malore, forse sarà caduto e ha sbattuto. La città è ancora una volta scossa dalla violenza tra le mura domestiche, appena 2 giorni dopo i funerali di Patrizia Russo, vittima delle coltellate del marito. È ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Catania il 53enne che ieri sera è stato ferito con una fucilata mentre percorreva in auto la via Balatelle a Catania. L'uomo, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per estrarre alcuni frammenti che si sono confiscati in diverse parti del corpo. Sulla vicenda indaga la squadra mobile di Catania. E restiamo a Catania, dove un bambino è stato colpito da una grossa lastra di marmo mentre passeggiava con la mamma in via Gabriele D'Annunzio. Il ragazzino, trasportato d'urgenza al Policlinico, ha riportato un lieve trauma cranico ed una ferita alla gamba. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale del 118, la polizia e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la facciata del palazzo. Un incendio in casa in piena notte e il gatto salva una famiglia. È accaduto a Solarino, nel Siracusano. Tutti salvi tranne l'amico felino, eroe per caso. A Sicilia 24 la signora, una dei componenti della famiglia, dice: siamo salvi grazie a Rei. Francesco Aloi. Mi sono svegliata col miagolio del gatto insistente. Andando verso la cucina, aprendo la porta, mi sono resa conto che c'era del fumo e che qualcosa era andato a fuoco. Salvi grazie al gatto, Rei. Nella notte tra martedì e mercoledì a Solarino, nel Siracusano, si è sfiorata la tragedia. Dormivano tutti, lei e le sue 2 figlie di 17 e 8 anni, quando è scoppiato l'incendio, forse partito da una poltrona elettrica. Il miagolio ha dato l'allarme. Questa foto, scattata un giorno prima, oggi la tiene molto cara. Mi sono svegliata e recata verso il salone. Quando ho aperto la porta non si vedeva nulla, già era pieno di fumo nero. Ma i gatti in casa erano 2. Uno si è salvato, l'altro, diventato eroe, non ce l'ha fatta. Le mie figlie sono state, nonostante la situazione, sono state bravissime, sia Marisa che Desiree, perché dal primo momento si sono fidati della mamma che le parlava, che ho cercato di tranquillizzarli, e si sono fidati di quello che gli ho detto io. Qualche giorno dopo, la figlia più piccola è ancora in ospedale. Lei intanto ripensa a quanto successo. Poteva finire molto peggio, è la certezza che ci ripete spesso. Io e Marisa siamo stati 2 giorni con l'ossigeno, avevamo dei valori molto alti nel sangue, come anche Desiree. Desiree sta migliorando giorno per giorno, però ha ancora bisogno di qualche giorno in più di ossigeno. A Catania è stata inaugurata la 4ª isola ecologica, tassello fondamentale per cercare di migliorare la raccolta differenziata. L'assessore all'ecologia Pesce annuncia uno sconto sulla Tari per chi conferisce i rifiuti nelle isole ecologiche. Tonino De Mano.
Ancora una volta l'utilizzo dei fondi europei, in questo caso i fondi del Prometro, è andato a buon fine, è stato realizzato questo centro di raccolta. Non sappiamo se riuscirà a risolvere l'atavico problema dei rifiuti, ma almeno bisogna provarci. È stata inaugurata a Catania la quarta isola ecologica, la più grande della città, allestita in via Fratelli Cairoli, angolo via Ammiraglio Caracciolo. Presenti i vertici di Gema e gli assessori comunali Parisi e Pesce, che hanno sottolineato l'importanza del nuovo centro di raccolta, tassello fondamentale per cercare di migliorare una raccolta differenziata che, inutile nasconderlo, stenta a decollare. Noi riteniamo che l'isola ecologica riveste un ruolo fondamentale nella raccolta dei rifiuti in città. Per chi conferisce vi è una premialità che si traduce in uno sconto sulla Tari. Il nuovo impianto si estende su una superficie di ben 5.000 metri quadrati e dispone di un'area studiata per facilitare il conferimento dei rifiuti differenziati. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai rifiuti da apparecchiature elettroniche grazie alla creazione di un'area specifica. Il centro di raccolta sarà accessibile al pubblico da lunedì al sabato con orario continuato dalle 9:30 alle 15:30. Nuovo passo falso della magistratura palermitana dopo le scarcerazioni di una decina di presunti boss per decorrenza dei termini di custodia cautelare. I giudici si dimenticano un imputato nelle motivazioni della sentenza e adesso la Cassazione annulla tutto e dispone un nuovo processo. Manlio Viola. Giustizia poca e non per tutti e soprattutto lenta fino allo sfinimento. Nuovo passo falso della magistratura palermitana dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini di una decina di presunti boss. Un altro imputato per mafia si vede annullare la sentenza per una distrazione dei magistrati. In appello i giudici si sono dimenticati il nome di Simone La Barbera, condannato a 3 anni e 8 mesi per estorsione, nelle motivazioni della sentenza, e la Cassazione ha dunque rinviato tutto a un'altra sezione della Corte d'appello per un nuovo processo, vanificando di fatto la sentenza stessa di condanna. Sono diventate invece definitive le condanne per mafia per Pietro Merendino, capomafia di Misilmeri, Francesco Fumoso di Villabate e Stefano Polizzi di Bolognetta. Il processo è il troncone celebrato con il rito ordinario nato dall'inchiesta Cupola 2.0 che nel 2018 scoprì il tentativo di riorganizzare di nuovo Cosa Nostra in quel territorio. Simone La Barbera in precedenza, insieme ad altri 3 imputati, era stato assolto in un altro processo sulle presunte estorsioni alle sorelle Napoli, Ina, Irene e Anna, titolari di un'azienda agricola tra Mezzoiuso e Corleone, salita alla ribalta delle cronache grazie alla trasmissione Non è l'arena di Massimo Giletti, che aveva dedicato alla vicenda diverse dirette e servizi. Nuovo record negativo per quanto riguarda le nascite. Nel 2023 sono 13.000 in meno rispetto all'anno precedente. Sempre più coppie decidono di non avere figli e spesso per motivi economici. Marco Gulla. Ci sono sempre meno bambini in Italia. Nel 2023 le nascite segnano un nuovo record negativo, scendendo a 379.890, 13.000 in meno rispetto al 2022, con un calo del 3,4%. Dati nazionali che ovviamente riguardano anche la Sicilia. Si fanno sempre meno figli e uno dei motivi principali è il problema economico. Gli stipendi in Italia sono molto contratti rispetto all'Europa. Questo governo sta cercando di supportare, la famiglia con alcuni strumenti che non sto qui ad elencare perché conosciuti, però non basta, le famiglie hanno bisogno di più sostegno. C'è anche chi non ha voluto fare figli proprio perché non avrebbero potuto mantenerlo e allora la decisione di rinunciarci, seppur con rabbia e dolore. Io e mia moglie non possiamo avere figli perché con le esigenze, con l'economia è troppo cara, io ho deciso con mia moglie di non avere figli. Una scelta non facile, dettata però dalle condizioni economiche non idonee a mantenere un figlio. Come questa coppia, anche tanti altri nuclei familiari hanno detto no ad avere altri figli. Sì, abbiamo parlato con mia moglie, abbiamo deciso di fare questa decisione definitiva perché la vita è troppo cara, i figli da mantenere, quello che ci vogliono ogni giorno ci vuole, scuola, vestiti, sappiamo tutto di quello che ci vuole di un nucleo familiare, assolutamente. Vi pesa questa decisione? Assolutamente sì, io avendo io e mia moglie su per giù possiamo sopravvivere, ma avendo dei figli è una responsabilità grande. Adesso una breve pausa e poi parleremo di sanità.
Grande preoccupazione per 36 pazienti all'ospedale Arezzo di Ragusa, ai quali è stata sospesa giovedì la seduta di chemioterapia. Ci spiega i motivi Veronica Barbarino. La situazione è sempre più critica negli ospedali del Ragusano. Un guasto tecnico, l'elevata richiesta di cure e un problema di dotazione organica sono i fattori che si ripropongono in quasi tutte le strutture sanitarie locali, creando disservizi. Ultimo caso, quello di giovedì scorso, che ha creato allarmismo fra i 36 pazienti chemioterapici in cura all'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, ai quali è stata sospesa la seduta di chemio in programma. Noi abbiamo il piacere di avere una struttura importante come l'UFA, che è stata da poco realizzata, e ovviamente dà molta sicurezza, però la sicurezza tante volte non si sposa con la velocità, per cui un guasto tecnico che è avvenuto ha bloccato quel giorno le terapie. Queste terapie sono state comunque riprogrammate nei giorni a venire e oggi possiamo dire che le abbiamo recuperate tutte. In reparto non è mistero che sussiste anche un problema di dotazione organica dovuto allo scarso numero di infermieri. Noi partiamo dall'anno scorso da circa 40 terapie che preparava la farmacia, oggi siamo arrivati a 90-100 terapie al giorno che prepara l'UFA, quindi questa cosa da un lato ci gratifica e ci fa vedere come noi siamo al passo dei tempi, al passo delle richieste della popolazione, però di contro l'aumento costante, continuo, comporta che noi dovremmo adottare costantemente aumenti di personale, aumenti di spazi, di poltrone, di DH, eccetera. È quello che comunque stiamo facendo e cerchiamo di fare per dare risposte. Dal 1° novembre dovrebbero arrivare 2 unità di infermieri per potenziare l'organico. E prosegue intanto il reclutamento dei medici stranieri per sopperire alle carenze strutturali di personale del sistema sanitario siciliano. Altri 7 medici sono stati selezionati in questi giorni dalla Regione. Polio, pace e guerra è stato il tema di un convegno del Rotary International organizzato a Catania nell'aula magna del Convitto Cutelli. I lavori sono stati aperti dal presidente Rotary Catania Sud con un seminario di sensibilizzazione di particolare importanza nel contesto attuale di crisi mondiale e di conflitti. La poliomelite, una malattia devastante che può causare paralisi permanente e persino la morte. È stata una delle principali sfide sanitarie globali per decenni, con il Rotary che sta giocando un ruolo determinante guidando campagne di sensibilizzazione, raccolta fondi e vaccinazione di massa per proteggere milioni di bambini in tutto il mondo. Cambiamo argomento. Don Gesualdo e la ballerina inaugura la stagione del Teatro Musco di Catania con Gino Astorina ed Edoardo Saitta per la regia di Antonello Capodici. Abbiamo sentito i protagonisti. Eva Spampinato. Si ascolta un disco di Schopenhauer. È un supplizio di tanto. Ma le stelle non fanno perché sia tu a pigliare dei libri e la mettere nella legge di tuo notte. Sono Don Gesualdo e la moglie Marastella, in tenuta da notte al cospetto delle 3 predilette figlie in età da marito, a scambiarsi le prime battute dal sapore tipicamente liscio, come il catanese di razza che le pronuncia, Gino Astorina, nei panni di un padre di famiglia che nel 1925, a Catania, si ritrova a gestire un piccolo scandalo creato dal figlio prediletto, aspirante avvocato a Roma, Edoardo Saitta. Con Don Gesualdo e la ballerina, diretto da Antonello Capodici, si alza il sipario sulla nuova stagione teatrale del Musco di Catania. A Gino Astorina l'onore della prima. Un onere, più che onore è un onere, perché si sente veramente tanta la responsabilità di cominciare una stagione in un teatro così importante. Musco è il padre della recitazione contemporanea, quindi l'importanza è fondamentale per Catania e vorrei dire per l'Italia. Perché Musco è stato il primo fenomeno dello star system italiano, se così si può dire, e l'invenzione di una comicità veramente moderna, novecentesca. Don Gesualdo e la ballerina, pur avendo 100 anni, la bravura del regista di Capodici è stata quella di destrutturare tutto e consegnarci dei personaggi che potrebbero essere realmente vissuti nel 24, sì, ma 2024. Il testo è diventato, parla un linguaggio nuovo, e a parlare questo linguaggio nuovo sono personaggi d'altri tempi.
Adesso una breve pausa, poi il calcio, vedremo gli impegni del Catania. A tra pochissimo. Eccoci al calcio. Il Catania si prepara al Tour de Force con 3 partite in 8 giorni. Domenica sfida casalinga contro il Latina, per Toscano scelte obbligate a centrocampo. Francesco Triolo. La voglia di partire col piede giusto in quello che sarà un trittico di gare importante. In appena 8 giorni il Catania scalda i motori per la gara di domenica al Massimino contro il Latina, consapevole che proprio le prossime 3 partite possono dare un'accelerata alla scalata, al vertice della classifica del girone. Di fronte un Latina reduce dalla sconfitta contro l'Altamura, che è costata anche la panchina a Padalino e che arriverà in Sicilia con il tecnico della Primavera, Spiridigliozzi, come guida tecnica della squadra. Toscano sa bene che gli scossoni provocano sempre reazioni, quindi non si fida, sa che può contare su una certa abbondanza in attacco, dove dovrebbe partire titolare Roberto Inglese, a differenza della gara di Foggia, dove dal primo minuto ha iniziato Montalto. Più complicata la situazione invece a centrocampo, dove Di Tacchi e Sturaro sono out per i noti infortuni. De Rose è sulla strada del rientro, ma ancora non è utilizzabile, quindi la scelta di Toscano potrebbe essere per un centrocampo muscolare con Quaini e Luparini, o più tecnico con Carpani e un Jimenez apparso in palla. Il mio ruolo principale è il trequartista, ma ho fatto mezzala, ho fatto pure il play se c'è stato bisogno a Vicenza, e quindi dove c'è bisogno io mi adatto e cerco di farlo al massimo. E vedo anche sui social molto affetto dai tifosi, non so, magari per il mio gioco, per un gioco che qua magari in Serie C si vede meno, un gioco tecnico, un gioco che fa divertire il pubblico, e sono pronto a farlo per tutta la stagione. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona serata.